Questo monumento accanto ha l'iscrizione di Ennio Perillo, un altro, quindi sappiamo, un altro personaggio peraltro ignoto che aveva costruito il monumento per sé e per i suoi. In realtà non sono soltanto questi due monumenti, non esistevano soltanto questi due monumenti, non erano isolati, perché girando per Turigettu tombe monumentali ne vediamo tante, per esempio quella di Caio Rubellio, di cui vediamo qui l'iscrizione sulla facciata, dove appunto viene ricordato il nome e il fatto che Caio Rubellio aveva fatto approntare questa tomba per sé e per le sue due mogli. La tomba di Caio Rubellio si apriva anche questa con una scalinata su una di queste strade funerarie che erano costituite dai gradoni, insomma, del colle. E questi sono particolari del monumento all'interno di Rubellio, ma altri ce ne sono appunto sparsi per il colle in condizioni più o meno precarie, e molti altri esistevano e noi non li conosciamo. Abbiamo le testimonianze di Giovanni Spano che nel 1862 cita una tomba cosiddetta delle maschere, perché stuccata mirabilmente con maschere sceniche, tirsi e arabeschi dei migliori tempi dell'arte. Un'altra che era formata a cassettoni con gosoni, però già lui dice che era stata danneggiata. Poi parla di un colombario, il più bel colombario con nicchie a foggia di lumaca, che forse io penso possa essere questo colombario che ha questo motivo a conchiglia, quindi in stucco, in condizioni anche questo abbastanza penose. Quindi, e poi parla di, sempre Spano parla di tombe dipinte, delle quali io non ne conosco nemmeno una, non credo che attualmente si conoscano. Quindi questo è un po' il quadro della necropoli romana, però in epoca romana non c'è solo la necropoli, perché in via Falsarico nel 1940 furono individuate due case, una delle quali è questa, con un atrio con due colonne, con una pavimentazione in crociopisto e tessere che formano motivi a due, segni di tanit, e poi questi altri motivi di tipo astrale che avranno comunque avuto una valenza in qualche modo sacra. E in un altro punto imprecisato, questo di Santa Vendrace, sono stati rinvenuti questi due minuscoli frammenti di un mosaico policromo di età imperiale. Sono minuscoli frammenti ma sufficienti per far capire che era raffigurato un tema di caccia, il cacciatore con il suo cane, e qui ci sono due cervi, insomma. Non solo, ma Turigettu è attraversato da un tratto dell'acquedotto di Cagliari, se ne conservano, se non sbaglio, 51 metri. Questa è la situazione fine età romana. Poi in età medievale la situazione cambia, medievale e poi giudicale, la situazione cambia nel senso che sembra che la zona perda il suo carattere funerario e secondo ipotesi che sono state espresse principalmente da Maria Antonietta Mongiu, Turigettu diventerebbe sede di insediamenti tipo ecclesiastico, di chiese rupestri. Una di queste è stata individuata proprio dalla Mongiu nel monumento di Rubellio. Quindi la destinazione d'uso perde il suo carattere funerario, anche se
sempre secondo una ipotesi di Maria Antonietta Mongiu, è possibile che nella zona del Vino Muras un edificio a pianta quadrangolare, in parte inglobato nel villino, sarebbe da identificare con una chiesa, la chiesa di Santa Maria di Cluso, che aveva un annesso cimitero, oltre a una scuola di scrittura, e qui siamo nel 1212, quindi forse la vocazione funeraria comunque continua fino a quel momento. Questa è più o meno la storia di Girigeddu in epoca antica. È una storia importante,